quasi isolati dal mondo, nell'eremo della loro fede, i sacerdoti ortodossi e cattolici della vecchia Russia attendono a Roma, nella sede di Pietro, il giorno della liberazione dal giogo ateo. Nel collegio ad essi riservato, il Russicum, gli apostoli della imperitura religione d'Oriente ravvivano ogni giorno la fiamma di questa speranza. Un tempo non lontano, queste mistiche melopee echeggiavano nei monasteri lambiti dalla Moscova, quando la fede non era ancora condannata come reato e la cristianità orientale si ritrovava unita sotto le volte bizantineggianti dei suoi splendidi templi. Ora tutto tace nelle mille e mille chiese d'Oriente. Ma se la religione sopravvive laggiù soltanto nel silenzio delle case e nel sentimento delle famiglie, nell'esilio romano del Russicum vecchi e giovani sacerdoti rinnovano in libertà i riti di una fede di cui un giorno, caduti odi e cortine, essi riprenderanno tra quelle genti la predicazione interrotta. Attorno alle mura del Cremlino tace oggi ogni sentimento religioso, ma qualcosa continua a parlare allo spirito degli uomini di buona volontà. La Chiesa del Silenzio ha ancora validi predicatori in piccoli riquadri di legno. Per i fedeli d'Oriente il colloquio con Cristo continua nel muto linguaggio delle icone nascoste. È all'epoca di Vladimiro il Santo, qui ritratto, che risale il culto delle icone. Dopo aver avuto 7 mogli e 12 figli, il principe santo, verso il 1000, abbracciò il cristianesimo e volle che tutti i suoi sudditi vi si convertissero. Le braccia della Gran Madre di Dio accolsero così un popolo che soltanto allora cominciò a staccarsi dalle primitive e barbariche tribù al di qua e al di là degli Urali. Queste mistiche immagini accompagnarono lentamente il sorgere della prima società russa a Kiev e a Novgorod. Per la cristianità orientale l'icona parla soltanto allo spirito. Quasi sempre ciò che essa mostra non è che l'invisibile. La fede che suggerisce le immagini è a volte così grande ed ingenua da figurarsi una vergine con 3 braccia. La terza mano è quella delle grazie per il popolo russo. L'arte iconografica è un'arte a 2 dimensioni, fondata sulla linea e sul colore puro. Il legno viene prima imbevuto di colla e infine immerso in un bagno di olio d'oliva. Molte icone furono dipinte col tuorlo d'uovo e quasi tutte ridipinte più volte, spesso con procedimenti grossolani, ma sempre con una fede insuperabile. Lo stesso fedele si raffigura l'invisibile secondo la sua particolare ispirazione e sovente ridipinge sulla antica icona di famiglia la Vergine e il Cristo negli aspetti a lui più simpatici. Ecco perché, al lume di una fede che non può morire, questa pittura è stata e continua ad essere, in patria e nell'esilio forzato dei suoi sacerdoti, l'interprete fedele dello spirito religioso di tutta una nazione. È lo stesso Cristo che né le tartariche orde di Gengis Khan né gli incendi devastatori di Ivan il Terribile poterono strappare dal cuore della cristianità orientale.
È il Cristo che perpetua, nel laconico linguaggio dell'immagine sacra più spontanea, la tradizione genuina di una religiosità semplice, intima, profondamente legata ad una concezione spirituale della vita che il materialismo ateo ha vanamente insidiato. E nel popolo Cristo vive segretamente in attesa. Giorno verrà in cui le festose icone usciranno in trionfo dalle case delle genti che Vladimiro il Santo battezzò 1000 anni or sono. L'intera Chiesa del Silenzio riprenderà allora nel tempio dedicato alla resurrezione il canto sopito e mai spento della sua fede. Quel canto che ora echeggia nell'eremo del Russicum, dove si attende in preghiera e umiltà. Attendono che si riaprano al fine, al Verbo eterno di Cristo, le ferree porte d'Oriente.